Lucio Pazzi di Legambiente Padova, parliamo di inquinamento. Padova non è mai stata così inquinata negli ultimi 3 anni. Stiamo parlando di ozono, quest'anno abbiamo avuto 53 superamenti fino ad oggi, contro i 41 del 2014 e i 31 del 2013. Ora, se li sommiamo i 42 superamenti di PM10, abbiamo su 200 giorni 100 giorni di aria inquinata. Noi chiediamo che, siccome l'ozono e il PM10 vengono fuori dal traffico, che le multe degli autovelo, che sono 6 milioni all'anno, vengano destinate per potenziare il trasporto pubblico e quindi limitare il trasporto privato. Domenica ci sarà il blocco del traffico in centro storico a Padova dalle 10 alle 18. Servirà questa manovra? È un'ottima, iniziativa di sensibilizzazione. Ovviamente i blocchi vanno fatti quando l'inquinamento c'è. Adesso stiamo a livelli abbastanza tranquilli e soprattutto va fatta su un'area molto ma molto più vasta, perché PM10 e ozono sono inquinanti cosiddetti ubiquitari, che vanno su aree molto ampie.